Una vita dedicata al mondo della comunicazione visiva è quella di Giulia Manea, vicentina, socia di Tipografia Unione praticamente dalla nascita e fondatrice del progetto parallelo Unione Collector, nato per mettere a dialogo tra loro aziende, artisti e pubblico. La tipografia è nata nel 1960, l'ha fondata Bruno Bertoldo, mio nonno, e io sono nata in questa tipografia, quindi tutte le mie giornate anche con il dopo scuola le passavo in laboratorio tra la carta a cercare di sbirciare il lavoro di mio nonno. Dopo la laurea sono entrata nel 2008 e ormai sono 10 anni che lavoro all'interno. La tipografia ha avuto un cambiamento, si è specializzata nel packaging per la cosmesi. Unione Collector è nato nel 2015, ha come obiettivo quello di fare cultura visiva. È un progetto di ricerca, di sperimentazione per Tipografia Unione. È un progetto che vale sia per gli addetti ai lavori per comprendere le nuove tendenze della tipografia e anche per i cittadini di Vicenza che sono curiosi della tipografia, del mondo della carta, del mondo degli inchiostri. È un modo nuovo per interagire con piccole e grandi realtà del territorio. Allora, Unione Collector organizza una serie di incontri durante l'anno. Il 31 maggio è stato con il duo creativo di Luca, Bomboland, che fa del paper cut la loro specificità, e fino al 22 giugno abbiamo in esposizione la loro mostra di loro opere personali più una serie di bozzetti. Il prossimo appuntamento è il 14 giugno, che è la presentazione del libro Volare Alto, un progetto di andata e ritorno. È un progetto che parla di trekking e di natura. È un libro che parla di un itinerario diviso in 16 tappe, accompagnato da dei racconti di Luca Pozza, che è un giornalista sportivo, che tramite 5 interviste a 5 personaggi di spicco della montagna, ma non dico niente perché è una sorpresa, racconta 5 aspetti tematici della montagna. Sono contenta di aprire Unione Collector anche la presentazione del libro Volare Alto, perché accompagna anche una mia passione, che è quella della natura e della montagna. Infatti a me in estate piace tantissimo fare dei viaggi al nord principalmente per camminare e isolarmi dalla città, quindi è un libro secondo me che si avvicina molto alle mie passioni. Dopo la pausa estiva si ricomincia a settembre con la stagione autunnale, con una serie di incontri. Il primo sarà con AIAP, Associazione Italiana Design. Unione Collector è un modo nuovo per esplorare la creatività a 360 gradi. Quindi tutti questi eventi sono fatti con questo obiettivo e sono tutti gratuiti.